Buon compleanno, amore. Buon compleanno. Sì, Buon compleanno. oggi è il tuo compleanno. Ah, oggi è il mio compleanno. Sì, sì. Ah, sai che questa cosa non ci penso mai. E Cioè, te, non te lo ci sto penso. ricordando io perché. Ah, carino. Sì. Quindi siccome diciamo capita che magari per il compleanno si fanno dei regali e allora te l'ho Sì. fatto. Ah, mi hai fatto il regalo. Mi Carino lui, sì. Però Eh, capisci che se tu mi fai sempre regali, mi fai sentire un pochino oppressa, capito? Cioè, se mi mette un pochino ansia. No, ma che c'entra? È una questione d'affetto. E siccome ti voglio bene, per il tuo compleanno ti faccio il regalo che me lo sono ricordato perché magari capitava Sì, che certo, non ci questo io lo pensavo. capisco, però capisci bene se fai il regalo. Cioè, neanche fossimo innamorati, ecco. Come Un non po'. siamo innamorati? Non mi ami più. Facciamo Che c'entra, che noi non è che siamo innamorati, non è che noi condividiamo, capito? Ah, Cioè, noi condividiamo la stessa casa, lo stesso letto, lo stesso bagno, cioè, noi amiamo condividere, ho capito? capito, noi siamo innamorati della condivisione. Ma sì, E allora cioè. facciamo una cosa, tu ti prendi il regalo che c'è dentro, io mi prendo la busta e così questo ce lo Sì, facciamo cioè. qualcosa del genere. Vabbè, mi hai fatto. Perché, vedi, capisci che. Non è che io ti dimostro il mio amore se ti faccio un regalo, capito? No, no, certo. Però Poi capisci, queste sono cose, cioè, compleanno, come che ti voglio dire San Valentino, la festa della mamma, la festa del papà, sono tutte feste consumistiche, il Natale, la festa consumistica non è profana, non ha un significato profondo. lo so, però mi sa sentire, cioè, Sì, perché devi capire questo che è il Natale. Non ha senso, vabbè, il capito? Natale non ha senso, là c'è Babbo Natale che magari Appunto, come Babbo Natale non non esista. esiste, ma tu mi staranno una serie di male brutte notizie. Mica un regalo, Vabbè, me l'hai E una fatto. volta che te l'ho fatto, mica dire. Lo apro. Certo, Una volta che l'hai fatto. l'ho fatto, lo Lo esci, lo apro. guardi, lo prendi. Lo apro, no? Aprilo, Dai, apri. vabbè, dai, lo apro. Ecco, dai. apri. Lo apro. Minchia, ce la riuscivo. Cioè, ma tu sei pazzo. Cioè, ma tu sei fuori con un balcone. Cioè, ma tu. Cioè, Questa è una ma tu borsa. mi ci vedi con una borsa da 1000 euro addosso. No, brutta assai questo. Come non è più assai? Ma che vuol dire più assai? Cioè, tu regali una cosa del genere a me? Cioè, ma sarebbe stato meglio farmi un regalo, che so, un bel tour organizzato, Auschwitz, Cracovia, Varsavia, capito? Io dico, ma sei una contentata. Cioè, quello sarebbe stato un regalo importante perché la cultura è importante, capito? Quello è un regalo sensibile, Certo. no? E poi questi soldi, ma tanto vale, cioè, prendere questi soldi e devolverli ai poveri. Certo, come no, magari invece dei soldi gli compravo direttamente. Ci sarà qualche mendicante che fa l'elemosina e non ne metti là, mette nella Louis Vuitton. Ma sì, ma certo, ma poi ci hai speso un sacco di soldi. Cioè, tu ci hai speso un sacco, cioè, in questo tu ci hai speso un sacco di soldi, ci hai speso un sacco, ci hai speso un sacco di soldi. Un sacco di soldi, un sacco di soldi. C'è qualcosa da farti perdonare? È inutile. Una patta a 70. Le donne possono avere 1000 caratteri, 1000 atteggiamenti, ma avranno sempre una cosa in comune. Sono femmine.